parlarvi di un tema particolare che riguarda, l'ha già accennato Beppe, l'appalto per il riscaldamento all'ospedale di Udine. Questo è un assunto da un'inchiesta fatta da Fabio Folisi, il Friuli News, che è un giornale online che viene distribuito nel nostro territorio. Si tratta di una centrale termica, quindi che cos'è? È un impianto, una grande centrale termica che fornirà energia elettrica, fornirà acqua calda e riscaldamento sia all'ospedale, sia all'università e anche a un quartiere della zona nord di Udine. In soldoni si parla di 60 milioni di euro subito, quindi il progetto, la realizzazione costerà 60 milioni di euro e 500 milioni di euro, che non sono pochi, per i prossimi 30 anni per la gestione di trentennale appunto, affidata a ditte private. Allora, iniziamo dicendo soltanto che ad agosto l'azienda ospedaliera ha affidato a una società, la gestione immobili FVG, la progettazione di questo teleriscaldamento. La Regione ha risposto a una lettera al governo dicendo che non è stata necessaria una gara europea perché per importi superiori a 210.000 euro lo è, perché si trattava di un assemblaggio di prodotti già esistenti, quindi non un progetto ex novo, ma un assemblaggio, così che non hanno fatto una gara europea. Quello che ci domandiamo se è vero, cioè se l'abbiamo pagata di meno rispetto a un progetto ex novo o se appunto l'abbiamo pagata di più. La gestione immobili FVG è una gestione partecipata, la gestione FVG appartiene alla Regione che ha anche una società privata, questa Gefi SRL di Roma. Secondo Friuli News, questa Gefi SRL rispondeva a una società lussemburghese, la Lady Mary 2. Era una società, non sappiamo bene, dobbiamo ancora informarci bene. Ecco, no, ma c'è sempre, sei una società lussemburghese. Sì, però è anonima questa. Non so. Sempre anonima e lussemburghese. Infatti quello che ci domandavamo se la Regione aveva davvero un socio anonimo lussemburghese per questa società. La Lady Mary 2, questa è una vignetta di Altan che Altan ha provato a far pubblicare e non è stata pubblicata nei mezzi di stampa locale. C'è da dire un'altra cosa, che il comune, l'azienda ospedaliera e l'università avevano fatto un accordo di programma, cioè stabilire cosa si doveva fare. Aspettate che giro, non vorrei dimenticarmi, che poi mi denuncio. Vai veloce. Allora, stesura di un cronoprogramma con tutte le fasi procedurali, la costituzione della cabina di regia, cioè un team di coordinamento e un consiglio di controllo. Da una dichiarazione che il comune di Udine ha fatto dopo l'interpellanza di un consigliere comunale di opposizione, il consigliere Ortis, è risultato che il cronoprogramma non è stato fatto. La cabina di regia non è stata interessata all'appalto, aspetta, esattamente vi dico, non è stata interessata alle procedure di gara. Il consiglio di controllo è stato riunito sì, ma una sola volta. Il punto è questo, che in 30 anni questa società prenderà circa 500 milioni di euro per gestire questa centrale di riscaldamento, però probabilmente avrà uno sconto sull'acquisto del gas metano con l'abbattimento dell'accise e con un contributo europeo. Però la manutenzione di tutto questo non sarà la società, rimarrà all'ospedale di Udine. A maggio due ditte hanno presentato la loro offerta in busta chiusa, ma quello che ci domandiamo noi, se i problemi sollevati dal Friuli News, già Gianni Ortis e Carlo Bersanco, l'altra persona che si è interessato del caso, non fossero fondati, dopo mesi perché queste buste sono ancora chiuse e non sono state ancora aperte? Come escono appunto i giornali locali che a parte Friuli News non hanno dato secondo noi la dovuta attenzione a una delle gare d'appalto più importanti e più grandi della regione. Noi tratteremo questo tema il 22 di questo mese, dovreste avere trovato un volantino che noi abbiamo distribuito senza chiedere a nessuno sulle sedie e basta, volevamo soltanto approfondire, ci saranno le persone esperte che potranno rispondere a tutti i nostri dubbi. Se mai per correttezza io magari telefono a Geronzi che non posso no, se vuole venire perfetto. L'ultima cosa, chiedo a Andrea se può dare un click, a cui teniamo molto. Secondo Giustizia è una manifestazione che facciamo il 18 ottobre, la facciamo da volontari, riguarderà temi di giustizia, di mafia, anche questioni legali. Borsellino, vi consiglio di andare a sentire il fratello di Borsellino. Sì, è un'emozione incredibile. Interessante. È un'emozione incredibile. Pino Masciari è quel signore che tempo fa denunciò, era un imprenditore edile di Mazzara del Vallo, denunciò i suoi pagava il pizzo, denunciò tutti e fu minacciato dalla mafia, gli diedero una scorta, perse il lavoro con la famiglia, 2 figli, perse il lavoro, lo trasferirono da lì, chiuse le sue aziende, poi arrestarono tutti quelli che dovevano arrestare, tra cui anche 2 magistrati che lui aveva detto che erano coinvolti e aveva ragione, dopodiché tolsero la scorta e lo mollarono con la famiglia e i 2 figli e gira ancora ed è protetto da ragazzi così.
del meetup di Torino, che si sono messi volontariamente a proteggere la vita di questa gente che fa il proprio lavoro, il proprio dovere, quello di dire le cose all'amministrazione. Questa è quindi andatevi a sentire perché sono queste le persone pulite che dovete mettere nei vostri consigli comunali, che non sono né di destra né di sinistra, che sono persone che lo fanno perché amano magari la propria città, il proprio paese, vogliono sono ragazzi diversi, ti danno la fiducia nel futuro, non sono tutti stronzi, sono persone normali, a parte qualcuno lì che si è infiltrato, che è di Trieste, però in caso... Avete ancora qualcosa da dire sull'energia, sui rifiuti, su qualcosa? C'è una rappresentanza anche del meetup che abbiamo aperto a Tormezzo, quindi della Carnia. Passo la A proposito, Tormezzo, il carcere funziona? Sì, funziona benissimo. Bene. Allora, io sono Daniela, l'organizer del meetup 892 Carnia, Valcanale, Alto Friuli, che sostanzialmente sono 3 nomi che indicano la zona montana del Friuli Venezia Giulia. E la montagna, si sa, è bella, però ha anche tanti problemi e di questi problemi qualcuno se ne deve occupare. I problemi sono testimoniati dalla realtà dei comitati della Carnia, che sono veramente tanti e sono fatti da persone che non ce la fanno più, che sono sfibrate, stanche, perché si trovano a combattere contro una moltitudine di problemi e che poi alla fine vengono additate come allora, no. Sì, volevo solo dirti questo: per avere informazioni potete andare sul mio blog pepperino.it. Sulla home page ci sono tutte le città, andate su Udine, cliccate su Udine, ci sono tutti i programmi che fanno questi ragazzi qua. Se volete partecipare lì ci sono tutte le cose. Vi ringrazio, anche ragazzi.